Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Un uomo è stato ucciso con 2 colpi di arma da fuoco alla testa a Marina di Sibari, in Calabria. Il cadavere di Gaetano Novelli, 43 anni, di Cassano Ionio, è stato trovato nella notte a bordo della sua Mercedes, ferma all'ingresso del villaggio turistico Marina di Sibari, lungo la costa ionica del Cosentino. Novelli era stato coinvolto con l'accusa di usura nella maxi operazione antimafia Omnia che negli anni passati ha colpito il presunto clan Fora Stefano di Cassano Ionio. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Castrovillari. Gli studenti e gli insegnanti della scuola sono scesi oggi in piazza in tutta Italia per protestare contro i tagli effettuati dal governo e il ministro Gelmini per i licenziamenti di 100.000 persone tra docenti precari e personale ATA e il timore di un abbassamento della qualità dell'insegnamento. Tra i luoghi della protesta in Calabria, Cosenza in piazza Loreto, Reggio Calabria in piazza De Nava, Crotone piazza della Resistenza, Catanzaro piazza Matteotti, Lamezia Terme piazza della Repubblica. I carabinieri di Vibo Valentia hanno denunciato per assenteismo 3 dipendenti del comune di Mileto. I militari hanno monitorato per giorni i movimenti di alcuni impiegati pubblici, notandoli a passeggio per le vie del centro in orario d'ufficio, assentandosi dal posto di lavoro per ore per sbrigare le proprie commissioni o tornando addirittura a casa. Per tutti quindi è scattata la denuncia con l'accusa di truffa aggravata e falsità ideologica. La squadra mobile ha fermato a Reggio Calabria Antonino Lo Giudice, 51 anni, accusato di essere il capo dell'omonima cosca dell''Ndrangheta. Il provvedimento di fermo è stato emesso dal procuratore aggiunto della DDA di Reggio Calabria, Michele Prestipino, con l'accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso. Il fermo scaturisce dalle dichiarazioni d'accusa fatte nei suoi confronti da 4 pentiti di 'Ndrangheta, Consolato Villani, Roberto Moio, Maurizio Lo Giudice e Paolo Iannò. Trovati a Marina di Gioiosa 3 bunker che sarebbero stati utilizzati come nascondigli da latitanti della cosca Aquino. I 3 rifugi blindati sono stati scoperti dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza, che hanno anche trovato alcuni computer ed altro materiale ritenuto utile dagli investigatori per proseguire le indagini. Nell'operazione sono stati impiegati complessivamente 200 militari. Un pensionato di 72 anni è stato arrestato a Corigliano Calabro con l'accusa di aver molestato una bambina di 9 anni. Le indagini che hanno portato all'arresto dell'anziano sono state avviate sulla base della denuncia presentata dal padre della bambina. L'arresto è stato fatto dalla Guardia di Finanza in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Non c'è pace per la Procura della Repubblica di Catanzaro. Indiscrezioni giornalistiche riferiscono che sarebbe stato avviato il trasferimento di sede per il pubblico ministero Salvatore Murone. Si tratta di un provvedimento cautelare provvisorio che sarebbe stato preso dal Consiglio Superiore della Magistratura, che però lo ha confermato nelle funzioni di sostituto procuratore. Questo trasferimento d'ufficio sarebbe la conseguenza del caso De Magistris. Per i festeggiamenti del santo patrono della città, San Dionigi, a Crotone arriva la fanfara a cavallo della Polizia di Stato. I 17 cavalieri eseguiranno un programma variegato che non prevede solo marce militari, ma anche musica classica e moderna. I dettagli del programma sono stati illustrati ieri in comune. L'appuntamento è fissato per domani alle 11 con l'inizio del concerto in Piazza Pitagora per proseguire alle 11:40 col rientro della fanfara su via Vittorio Veneto.